Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Diciamo insieme: santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Sul monte Sinai hai istruito il tuo popolo nella tua legge. Fa che Cristo risorto sia per noi parola di vita. Noi ti preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Nel deserto hai nutrito il tuo popolo con la manna. Fa che il Cristo risorto sia per noi pane di vita. Noi ti preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Hai dissetato il tuo popolo con l'acqua scaturita dalla roccia. Fa che il Cristo risorto doni a noi colui che è spirito di vita. Noi ti preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adoriamo sia divina. Ci hai dato, Signore, il pane disceso dal cielo, Che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Viva Gesù sacramentato! Viva Gesù sacramentato!
Madre Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa effusione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto Santo sempre suo Santissimo Sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Il nostro cammino è guidato da Gesù, nostro pastore. È sostenuto da Lui, pane della salvezza e della vita nuova. Cristo, infatti, accettando la morte sulla croce, manifesta e dà la vita, poiché risorge e la morte non ha più alcun potere su di Lui. Il Padre mio vi dà il pane del cielo, quello vero, disse Gesù. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Gesù è il pane della vita per la nostra fame interiore. Così diciamo: noi ti adoriamo, Signore Gesù. Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Nel segno del pane eucaristico, noi ti adoriamo, Signore Gesù. nel pane che dà la vita al mondo, Noi ti adoriamo, Signore Gesù. nel pane del servizio e dell'amore, Noi ti adoriamo, Signore Gesù. nel pane della risurrezione e del perdono, Noi ti adoriamo, Signore Gesù. nel pane donato al mondo come salvezza, Noi ti adoriamo, Signore Gesù. nel pane di comunione e di fraternità, Noi ti adoriamo, Signore Gesù. nel pane che viene spezzato per la liberazione dell'uomo, Noi ti adoriamo, Signore Gesù. nel pane che toglie il peccato del mondo, Noi ti adoriamo, Signore Gesù. nel pane che vince il dolore e la morte, Noi ti adoriamo, Signore
nel pane che santifica e dà la vita. Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, Preghiamo sempre più. dolce cuore di Maria. Siate la salvezza dell'anima mia. riceveremo la benedizione solenne del Santissimo Sacramento, possa scendere sulle nostre famiglie, sui bisogni materiali e spirituali delle nostre famiglie, possa scendere sui nostri cari ammalati, coloro che soffrono in un letto di ospedale, possa scendere sui nostri giovani, sui nostri bambini, possa scendere per i lontani della grazia, per la conversione, per coloro che denigrano il nome della Santissima Trinità, perché li possa convertire, possa scendere su ognuno di noi, perché possa riscoprire la gioia di appartenere a Lui, perché è Lui che dà la forza, fratelli carissimi. Non ci sono altre forze se non la sua forza. Tu sei la mia vita, altro io non ho, abbiamo cantato, altrimenti resta un canto così, senza un senso, senza un significato. E allora, proprio con animo generoso,
Diciamo con fede, Signore, tu sei la mia vita. Signore, tu sei la mia vita. Di nuovo, Signore, tu sei la mia vita. Signore, tu sei la mia vita. Signore, tu sei la mia vita. Ora concludiamo con il canto, adoriamo il sacramento, maestro. Tutti. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci dona. Nuovo rito nella fede si compì al mistero fondamento la parola di Gesù. Gloria al Padre onnipotente, Figlio Redentore, sommo onore, carità, gloria immensa dell'amore alla Santa Trinità. Amen. Ci hai dato un pane disceso dal cielo. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fra che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Viva Gesù sacramentato! Dio sia benedetto! Benedetto il suo santo nome! Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo! Benedetto il nome di Gesù! Benedetto il suo sacratissimo cuore! Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Colgo l'occasione prima di tutto per ringraziare Gesù sacramentato per averci dato questa gioia di stare dietro a Lui, di seguirlo, di seguire le sue orme di grazia, di benedizione. Un grazie particolare all'amministrazione comunale, al signor Sindaco, così come è tradizione nella nostra comunità, quella di rendere onore a Gesù sacramentato con il servizio del baldacchino, alle autorità militari, ai vigili urbani, tutti coloro che si sono predisposti per celebrare solennemente questa festa del Corpus Domini, in modo particolare con il segno artistico della freccia alfiorata in onore di Gesù sacramentato. Possa veramente il Signore far fiorire non solo i pannelli, ma i nostri cuori e la nostra mente per essere veramente fedeli, degni di questo nome. Ecco, dopo la reposizione di Gesù sacramentato nel tabernacolo, mentre la banda musicale a cui va il nostro grazie, sempre per gli inni eucaristici che si esibiscono, subito dopo scenderemo tutti insieme e in piazza assisteremo ai giochi pirotecnici che saranno fatti nella piazza Monsignor Lanza. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo Divinissimo Sacramento.